Quante donne ho conosciuto, ma non indossavo questo cuore. Quante notti a corteggiare, ma volevo solo senza dare. E poi l'imbro. Io faccio un album ogni anno faccio un CD nuovo, ogni anno, un anno e mezzo. Diciamo questa volta qua ho voluto dare un po' un tocco di innovazione. La vita va avanti, la generazione cresce, la nuova, quindi abbiamo fatto un CD un poco facendo un po' una ricerca di suoni, una ricerca di testi, di storie nuove, cercando di colpire anche i giovanissimi, pure non essendo più un giovanissimo. Quindi abbiamo fatto qualcosa un po' più di innovativo, rimanendo sempre in quello che è Tommy Riccio. Ogni giorno ti fai sempre più bella, perché la rossa e l'occhio sono di stelle. Non sono un santo, sta a significare, non sono un santo, allora sei un cattivo, no? Questa qui è una canzone che parla di questa persona, di quest'uomo che dice questa donna, questa ragazza, questa lei è riuscita a cambiare la mia vita. Io che non avrei mai pensato di regalare fiori, rose, non so, la mia vita ad un tratto è cambiata, quindi sono diventato un'altra persona. Quindi non sono un santo, non ho regalato mai fiori a nessuna come ero in passato. C'è l'amore per questa donna, come riesce a cambiare questa persona che magari prima nemmeno si sognava di avere tante attenzioni per una donna. Sotto le quali a me sono pieni d'anni fa, coppe in motocicletta, girano pure la notte e poi vanno. Nella innovazione sono ritornato un po' al Tommy Riccio degli anni 90, molto più rinnovato, però diciamo è un po' un Tommy Riccio degli anni 90, dove c'era proprio il boom di Tommy Riccio. Sono 6-7 pezzi proprio che rispecchiano in me. Poi c'è una canzone molto particolare perché io diciamo dedico molto ai giovani, ai giovanissimi, maschietti in particolare, e ho fatto una canzone che si chiama Sottale qua a me. Sottale qua a me è nel senso che Sottale qua a me sono io 20 anni fa, perché poi alla fine la generazione di giovani crescono, però magari può cambiare che oggi si porta la barba rasata, magari tinta, magari tante cose, però alla fine fanno ciò che magari facevo pure io alcuni anni addietro. Un album del genere può richiedere pure più di un anno per la realizzazione, perché ci sta prima la composizione delle canzoni, la scelta delle canzoni, poi c'è l'arrangiamento, poi ci sono i provini che si fanno prima di andare a incidere per vedere se effettivamente una canzone suona bene, se ti piace, se non va, quindi richiede molto tempo, per fare una cosa professionale ci vuole tempo. Questo è un CD che è lavorato da un team, uno staff, quindi io sono quello lì che l'interprete di questo lavoro discografico. Ho collaborato anche in alcune canzoni, però ci stanno le firme degli autori che hanno scritto le canzoni, che hanno musicato, le firme di coloro che hanno arrangiato, i musicisti che hanno suonato, lo studio che lo ha mixato, insomma, masterizzato, una serie di coristi, insomma, ci stanno tante persone che lavorano intorno a un CD del genere, insomma, molte persone. Mannaggia me perché tra mille innamorate voglio solo anche la femmina.
mi aspetto delle grandi soddisfazioni, perché è un CD che veramente è stato fatto con l'anima e il cuore, non è un CD studiato a tavolino, insomma, fatto così a quattro mani, è un CD fatto veramente con il cuore. Ci siamo appassionati automaticamente, mentre lo facevamo ci siamo appassionati pure noi, quindi la gente percepisce certe cose, quindi se loro ricevono la nostra stessa sensazione, sicuramente sarà un disco di grande soddisfazione. Un consiglio da parte mia per i nuovi artisti che escono: io di solito, in base alla mia esperienza, fare l'artista, fare il cantante è una cosa molto seria, bisogna avere tanta passione, tanto talento. Guardate che le cose si fanno con amore, si studiano, le canzoni si fanno su misura, come il sarto quando ti fa il vestito. Quindi prima di entrare a far parte di questo mondo, scegliete bene le persone, gli arrangiatori, gli autori. Se innamorate me innamorata noi, se mi sindacchi scocchiano. Il mio augurio personale per questo CD è che dia tante soddisfazioni a me innanzitutto e a tutti coloro che mi hanno collaborato, perché ovviamente la soddisfazione, oltre ad essere mia che sono un po' l'artefice, però ci stanno tanti altri dietro che aspettano tante soddisfazioni da questo CD, che sono gli autori, gli arrangiatori, insomma ci sono tanti di loro che hanno scritto canzoni che stanno nell'ombra, però per loro la soddisfazione è fondamentale, perché sono quelli lì che hanno creato. Io ho fatto l'interprete, ma loro hanno creato, quindi è una soddisfazione per molte persone. Il CD è stato prodotto e distribuito da una delle case discografiche molto importanti, che è la Zeus Record. I CD si possono trovare nei migliori negozi di musica, quindi lo trovate, girate che lo trovate, non sono un santo, e vi auguro un buon ascolto da parte mia. Io non sono un santo, ma se mi innamoro non sbaglio, ti giuro, che tu hai questo cuore. Non è mai successo che rinda la sera cagnavo pensieri, e poi mi addormevo abbracciato con te senza manco favore.